cosa fanno i colleghi, gli amici. Buongiorno amici collegati su Periscope, ci stiamo anche collegando su Radio Milano TV. Intanto vedete il direttore, general manager, non so qual è il termine, direttore dell'Aurin, come è scritto nel titolo, dell'Aurin proprio a Bolzano. Oggi si parla anche proprio della zona, della stazione, i giornali, non so se ha dato un'occhiata. Noi andiamo a collegarci quindi via tablet con radiomilano.tv.com, 96.25 in FM, come già trovate nella scritta. Noi stanno servendo la colazione al bar, al mitico bar dell'Aurin, di cui ieri già abbiamo parlato, abbiamo già anticipato qualcosa. Il bar dell'Aurin, amici già collegati, vedo che abbiamo già i nostri affezionati che vedono quindi il backstage. In questo caso è una sede diversa dalla nostra redazione e, come ben sapete, poi noi ci spostiamo, siamo, come diceva qualcuno, siamo itineranti. Abbiamo 2 minuti e 51, tutto quello che vedete è in anteprima sulla trasmissione radio, quindi sono i vantaggi per chi ci segue su Periscope oppure in radio, come dicevamo, ma anche su Facebook con le notizie che vengono archiviate. Ahimè, in questi giorni questo non avviene, quindi ci sono, diciamo, delle attività della nostra rassegna stampa che vengono interrotte in base anche a altre situazioni che prendono, diciamo, il sopravvento. In questo caso abbiamo Periscope che interversa e che cattura nuovi ascoltatori o nuovi location, anche perché siamo localizzati qua con il nostro appunto direttore, poi lo presentiamo anche agli amici radiofonici. Tanto sorseggiamo un cappuccino al bar. Minuto 48, proprio ideale. Questo è il croissant servito all'Aurin. Forse no. È buono? Un minuto al collegamento.
Buongiorno amici radioascoltatori 96.25 di FM, Radio Milano TV.com in streaming, siamo già da qualche minuto su Periscope e sono con il direttore dell'Aurin 4 Stelle Superior di Bolzano. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, quindi siamo con Roland Marghesi, sono il direttore del Parco dell'Aurin ormai da 8 anni e ci troviamo qui nella capitale dell'Alto Adige a Bolzano. Bello, vedo che lei, insomma, capitale, in realtà è una regione, è una provincia-regione, Sì, possiamo nella dire provincia così. di Bolzano, nella regione Trentino-Alto Adige, e a Bolzano abbiamo questi circa 110.000 abitanti, quindi non siamo grandissimi, però diciamo una bella città qui in provincia. Quasi come Forlì, che è una città, Ravenna, no? Queste città da 100.000 che ci sono in Romagna, da dove io sono appunto arrivato l'altro ieri, vigilia dell'Epifania, e ho passato, devo dire, 2 splendide notti in un albergo che, oltre ad avere un ristorante di buon livello, lo posso anche dire perché siamo stati anche dalla concorrenza qui in zona, i cosiddetti ristoranti stellati, e lo chef che già da qualche anno opera qui, devo dire, ci ha deliziato, ecco, può già mandare i miei complimenti. Sì, è il nostro chef di cucina, Emanuele Astuto, e lui ormai da quasi 5 anni che è qui da noi e cerca di creare questi piatti buoni, di alta qualità, con ovviamente il meglio che si può mettere sul piatto. E poi vedremo cosa succederà, perché l'Aurin è un'istituzione, noi tra l'altro non siamo qui per caso, ne parlavamo ieri, ne parlavamo con lo chef, ecco, ieri abbiamo intervistato lo chef, ma in questo momento sembra che sia già forse arrivato a Barcellona, ecco, quindi sono andati tutti, dicevamo ieri, da Adrià, dai fratelli Adrià appunto a Barcellona. Io dico un po' per staccare da questo lavoro che è quasi tutto l'anno, a parte insomma qualche pausa, che poi è una pausa proprio di riflessione e di ulteriore lavoro, perché poi andranno comunque in un ristorante, quindi non è che andranno a fare sci o altre cose, però io la vedo molto, anche il successo di Fernando Adrià secondo me è anche un po' tutti questi bravi ristoratori che lavorano parecchio durante le feste, quindi la stagione sciistica, che poi vanno a vedere chiaramente quello che loro non potranno mai fare nel loro ristorante. Fernando Adrià secondo me ha collezionato, ieri si parlava di Maradona, si diceva che Maradona, no, piace sia agli spettatori che ai calciatori stessi, però sui cuochi io direi che la cucina di Fernando Adrià è molto per i ristoratori che lavorano e che quindi hanno bisogno di vedere un po' di fantascienza, no? Per poi ritornare chiaramente al lavoro quotidiano, le cerimonie, i banchetti, tante cose che decisamente mandano avanti la ristorazione, quindi inutile scandalizzarci quando un ristorante stellato Michelin poi, come dire, ospita un buon matrimonio, no? Esatto. Bene, quindi ecco, io la vedo un po' così, insomma, ecco, quindi poi magari i giovani chef chiaramente non sono d'accordo con me, però vabbè, ecco, io la butto così, quindi sono partiti e faranno questa insomma, esperienza senza le forchette, i coltelli mi sembra, non so. I coltelli li hanno lasciati a casa. Ecco, no, cioè, no, ma non li troveranno neanche là, No, in questo ma nuovo ticket. Il ticket di... Comunque è sicuramente una pausa creativa e non è una vacanza per andare in spiaggia, è una pausa creativa dove bensì vedono anche cosa fanno gli altri bravi cuochi e cosa eventualmente si può portare qui all'Aurin a Bolzano. Ah, ecco, quindi è come dire, una puntatina lavoro che durerà quanti giorni? 3 giorni. Ecco, dura 3 giorni, quindi non andranno sicuramente solamente in questo ristorante, molto probabilmente ne visiteranno degli altri, saranno anche, immagino, in un albergo. Fate parte di una catena qui Sì, all'Aurin? noi facciamo parte del circuito World Hotels e così abbiamo alberghi ecco. in tutto il mondo che sono i nostri partner, i nostri amici, dove abbiamo anche un ottimo rapporto. Ecco, questo è nella lista di World Hotel. Ce n'è uno, aspetta un attimo, perché ci capita chiaramente strada facendo, incontriamo e troviamo molto interessante, no? Il fatto che gli alberghi comunque comunicano, no? Fra di loro, come la Relais Chateau, c'è questo appunto World Hotel, mi sembra che sul lago di Garda mi sembra ci sia una spa, ci sia un Aqualux. Esatto. Ecco. Aqualux è sul lago di Garda, esatto. Ecco, Sì. ed è
ed è un vostro sì, anche recente, parte, sì, è appena entrato, mentre il Laurin in World Hotel. Siamo dentro da quasi sempre, perché World Hotels è nato con Steigenberger, che poi è diventato SRS e poi è diventato World Hotels, quindi siamo dentro da tantissimi anni. Bene, quindi un altro World Hotel nel nostro appunto cammino, quindi il nostro direttore, chiaramente parleremo di quello di cui si occupa il direttore, tra l'altro scherzando abbiamo parlato di questi chef che sono appunto partiti, ma qui in questo periodo di pausa, cioè da ieri, no? Siete entrati col ristorante in periodo di ferie, di vacanze. Sì, diciamo che questa pausa creativa di 4 settimane è una novità da 2 anni ed abbiamo deciso di far così perché noi lavoriamo tutto l'anno, 365 giorni, e ovviamente non è possibile garantire sempre il massimo di qualità ad altissimo livello con i chef importanti presenti in cucina per tutto questo periodo. Invece ci vuole una pausa creativa e abbiamo deciso di farla in un periodo più tranquillo, che è proprio dopo i Tre Santi, per circa 4 settimane. È uguale, quindi si riapre a San Valentino? Noi apriamo la settimana prima di San Valentino per la preparazione, poi facciamo un bellissimo dinner a San Valentino e così si parte per la stagione che poi finisce di nuovo con i primi di gennaio dell'anno successivo. Ecco, il ristorante Lauren, che chiaramente è un'istituzione, gli chef, dicevamo prima, non siamo qui per caso, perché intervistando gli chef che si chiamano Peter, sembra che porti bene come nome di cuoco, perché quest'anno devo dire ci sono state insomma delle buone notizie per i cuochi, diciamo, altoatesini piuttosto che quelli campani. Abbiamo avuto 2 stelle Michelin a Peter Girtler, mi sembra si chiami così, si pronuncia così. Girtler, ecco, quindi qui abbiamo la madrelingua e che ha lavorato qui. Ha incontrato l'altro Peter, che è quello invece che a Firenze con i Ferragamo ha ottenuto la stella Michelin, dato una stella molto attesa da parte appunto di questo gruppo, appunto del Ferragamo Longarno Hotel. Solo questo chef è riuscito, come dire, un po' a sbloccare questa situazione che era un po' ferma, perché c'era una cuoca molto brava che evidentemente non è riuscita. Peter ce l'ha fatta ed è appunto un altro di quelli che hanno lavorato qui al Laurin. Il Laurin porta bene, anche perché lei, se non sbaglio, recentemente quando lei è arrivato qui al Laurin, no? Qualche anno fa, come dire, ha ingaggiato anche un cuoco che attualmente è stellato proprio qui, poco distante. Egon Ice, che era all'estero, aveva lavorato per Gordon Ramsay a Londra, prima di quello, e poi prima ancora Marco Pierre White, Anton Mosiman, comunque aveva fatto delle esperienze importanti. Ha speso qualche anno qui al Laurin e poi ha trovato il suo amore in Val Sarentino, si è sposato e ormai lì gestisce il ristorante dove ha ottenuto la stella Michelin. Perché lui è originario della Val Sarentino. Lui è proprio della Val Sarentino, è andato a fare un giro, però era comunque di qua, ecco, quindi, e poi con un'albergatrice, mi sembra di capire, esatto. ha ottenuto poi recentemente la stella Michelin. Noi tra l'altro qualche anno fa, praticamente in questo periodo, che è il periodo in cui qui al teatro c'è l'opera, tra poco ci sarà la Lulu, ai tempi c'era il flauto magico, ricordo, scesi da Sarentino appunto per vedere di pomeriggio questo flauto magico, uno dei tanti flauti magici che sono stati fatti, tutti dei capolavori devo dire. Il flauto magico si presta molto anche ai ragazzi, quello mi sembra di ricordare lo era in particolar modo, ecco, quindi era fatto molto per i giovani. È chiaro che poi questi cartoni animati, poi lei mi sembra che sia papà di 3 belle ragazze, esatto. No? Di belle ragazzine, quindi sa di cosa sto parlando, cioè poi si va al cinema come a teatro a vedere queste cose, accompagnare i ragazzi, ecco perché poi i grandi successi cinematografici sono legati al cinema di animazione. Ecco bene, quindi allora cosa succederà quindi fra un mese? Ci saranno dei cambiamenti? Avete previsto a pranzo e a cena, perché siete aperti tutti i giorni a pranzo e cena con il ristorante del Laurin? Siamo aperti da lunedì a sabato, domenica abbiamo chiuso il ristorante, anche questa è una novità dall'anno passato, non tutte le domeniche, ovviamente le domeniche importanti all'estate quando siamo nel parco, oppure il periodo natalizio da Sant'Ambrogio fino ai primi di gennaio, siamo aperti anche certe festività, domenica aperta, però per il resto da lunedì a sabato e certo ci sono delle novità. Quando si riapre a febbraio, prima di San Valentino, vogliamo venire con un nuovo concetto per il lunch, dove vogliamo ancora di più concentrarci sul
sul pranzo veloce di altissima qualità al prezzo adeguato e un po' anche abbassare la presentazione, fare tutto più semplice con una presentazione sul tavolo anche semplice, più ridotta, per differenziare ancora di più col fine dining che facciamo la sera. Quindi estremizzate, quindi diciamo ridimensionate un po', snellite un po' il pranzo, lo rendete più veloce e magari anche per un piatto. No? Ci sono vari piatti, non tantissimi perché viene tutto come prima, come sempre, qui all'Aurin viene tutto preparato espresso al momento e questo ci differenzia da tante altre strutture che forse hanno scelto più sul volume e su piatti veloci però non preparati in casa. Noi prepariamo tutto quel che è possibile in casa. Ecco, quindi grande qualità e quindi belle sorprese qui dall'Aurin dove purtroppo anche se sono passati chef che hanno attualmente le stelle, forse nell'Aurin la sua lunga storia, un secolo e passa, in questo albergo del 1910, ecco, un secolo. Quindi la stella Michelin, a parte le 4 stelle Superior, diciamo non ce ne sono state, anche perché evidentemente comunque è un albergo che fortunatamente ha molto movimento, sia ristorante, pranzo e cena, abbiamo detto, poi noi siamo qui al bar, questo bar bellissimo che stiamo anche vedendo su Periscope, che è frequentatissimo, è già aperto a quest'ora. Sì. È frequentato già, cioè quindi c'è alle 7 di mattina, alle 1 di mattina, tutti i giorni, tutto l'anno. Quindi diciamo non c'è il timore di entrare all'Aurin e andare al bar, anche perché io qualche ora fa, prima di coricarmi, ho notato che c'erano gli irriducibili della notte che chiaramente si soffermano qui in queste bellissime poltrone, questo bellissimo arredo, perché è un bar molto ampio, ma comunque poi i tavoli non sono tantissimi perché è tutto molto distanziato e tra l'altro devo dire che ogni luogo dove ci si siede è diverso dall'altro, insomma, quindi non si ripete. Sì, ecco, questo è anche un po' il concetto dell'Aurin Bar, è un luogo d'incontro dove ci si incontra per business, per incontrare la famiglia, per una buona tazza di caffè o di tè, questo o la sera per l'aperitivo, per mangiare uno stuzzichino. Abbiamo qui il concetto dell'Aurin Bistro, dove dalla mattina presto alla sera tardi c'è sempre qualcosa che si può mangiare fresco, tagliato con la Berkel, con la fettatrice, oppure anche preparato lì al momento per il gusto del cliente. Qua. Quindi l'Aurin, diciamo, c'era una famosa frase di un ristoratore che in questi giorni è nella cronaca locale romagnola, che si chiama Gianfranco Bolognesi, che diceva che lui non copiava, ma creava come un famoso stilista che fosse si chiamava Coco Chanel, uno stilista, ecco, quindi diceva noi siamo la moda, cioè noi facciamo le cose. L'Aurin effettivamente, in questo senso lo dico io, ma penso che lei me lo possa confermare, è comunque quello che gli alberghi vorrebbero fare, qui avete ottenuto da tanto tempo, cioè riuscire a far entrare i clienti locali al bar tranquillamente e quindi avere un bar di grande livello, no? Dove si suona anche musica jazz. Assolutamente sì, certo. C'è un noi DJ, può esserci un DJ, può capitare anche. Senz'altro si può dire che anche noi siamo una struttura molto creativa, un team molto creativo, non copiamo, però cerchiamo di sviluppare un po' il nostro modo e ci facciamo anche molto bene. Ovviamente proviamo tante cose, non tutto riesce, però noi proviamo e sistemiamo affinché abbiamo la nostra soluzione ideale e quella viene sempre arricchita. Abbiamo il grande vantaggio di essere una struttura privata. Il Laurin fa parte della famiglia Staffler, proprietà della famiglia Staffler. Staffler, quindi siete parenti con le Staffler? No, la Staffler di Mules, no, non siamo lì, no, la famiglia, sono due famiglie separate. Però il cognome è scritto così? No, è diverso, Staffler Mules è con una F, invece qui siamo con due F. Con due Staffler, F? Ecco, là ce n'è una qua, ecco, vabbè. Infatti questo ci rende indipendenti, possiamo decidere noi come fare e cosa fare, c'è tanta creatività anche da parte del titolare e così ci è permesso di provare nuove cose. Anche in cucina, quando i nostri cuochi vanno all'estero o in altre strutture a vedere come si prepara lì il cibo, abbiamo la possibilità di inserire nuove tecnologie, di acquistare anche apparecchi per preparare il cibo in una maniera diversa, innovativa, per ancora di più migliorare il prodotto per il cliente. Oggi abbiamo una brutta notizia che io ho appreso ieri pomeriggio, il maestro Boulez
ci ha lasciato all'età di 90 anni, grande compositore, tra l'altro io ho dei ricordi particolari che dovrò rispolverare. I giornali oggi parlano di questo, anche se io sono soprattutto pronto con le notizie del giorno dopo. Dei giornali la notizia è arrivata ieri pomeriggio da un blog con cui io sono collegato, che prontamente il maestro mi sembra ci abbia lasciato alle 14.30 e io l'ho saputo alle 16.30, quindi questi sono proprio i tempi appunto giornalistici, quindi un grandissimo direttore. Ma qui a Bolzano abbiamo sicuramente un Kunde, come si chiama? Abbiamo un maestro Gustav Kuhn, però non è più qui. Vabbè, però lui ha lavorato qui all'Haydn Orchester, abbiamo anche dei maestri importanti qui a Bolzano. La musica e il teatro e l'arte in genere qui a Bolzano hanno un ruolo molto importante. Ma questi signori qua, no, che sono passati da Bolzano, quando vengono qui, dove vengono al bistrò, al bar, no, o vanno al ristorante? Vanno anche, non solo, però vanno anche al Laurin Bar. Abbiamo tanti artisti e professionisti dell'arte che passano qui al Laurin Bar. Questo è sempre stato un punto molto creativo, un punto di incontro, come avevo detto prima, e questo rende anche interessante l'atmosfera qui al bar, perché ci si incontra sempre della gente interessante che portano le idee, ci sono delle conversazioni interessanti. Noi tra l'altro abbiamo tante collaborazioni con istituzioni di questo genere, per esempio il conservatorio. Poi bisogna anche dire che qui a Bolzano abbiamo il concorso Busoni, dove i partecipanti molto spesso stanno anche qui al Laurin e si incontrano qui al Laurin Bar. Abbiamo il European Youth Orchestra che ogni anno torna qui al Laurin per dare anche un piccolo concerto al Laurin Bar, e poi da oltre 20 anni abbiamo All That Jazz, All That Music al Laurin Bar, con grandi personaggi che hanno suonato e cantato qui al bar. Beh, immagino che ci sia anche, non so, una guida dei bar che vi celebra, no? Immagino che ci siano delle quotazioni anche per i bar. Noi abbiamo il nostro opuscolo che esce ogni 2 mesi con il programma, abbiamo concerti, oltre 40 concerti dal vivo all'anno, ogni venerdì da inizio ottobre a fine maggio, e certo nelle riviste noi siamo presenti. Bisogna dire che Laurin è uno dei forse più importanti jazz club privati che esistono in Italia. Quindi, l'artista jazz più noto che lei ricorda con più piacere è passato di qua? Sì, allora noi abbiamo avuto Paolo Freso, però abbiamo avuto anche altri personaggi. Bollani. Ecco. È passato Bollani. È stato qui da noi, certo, quindi, certo. Perfetto. Anche perché magari gli artisti prima di diventare molto famosi, chiaramente... Un giovane Pat Metheny all'epoca era anche qui a Laurin Bar. Anche questo devo dire molto interessante, anche perché abbiamo appunto un secolo, dicevamo, più di un secolo. Sì, allora la struttura è un secolo, il concetto del jazz club l'abbiamo da 21 anni ormai. Senza interruzione siamo qui, siamo presenti, ovviamente siamo conosciuti anche tra chi è affezionato di questo tipo di musica. Bene, noi lasciamo, quindi salutiamo il nostro bravo direttore, anche se io volevo affrontare un discorso. Già qui abbiamo come dire, optato anche per il croissant al bar, no? Piuttosto che quello della colazione per gli alloggiati. Chiaramente hanno tutto il buffet, mentre al bar è alla carte, no? Come andare al bar, no? Dici, andiamo al bar a fare colazione, e quindi ci sono le due appunto opportunità. Leggevo i giornali locali, che poi terremo sempre per la seconda parte della nostra rassegna stampa prima di partire verso l'Austria, e oggi i giornali locali parlano di un suo collega. Sono i miei amici direttori di alberghi che ho incontrato, poi mi auguro, insomma, ci sentiremo ancora anche con il nostro direttore qui del Laurin, ed è un direttore che sta invece in provincia di Trento, e i giornali oggi parlano della pizza. E a me stanno a cuore i croissant, ma sta a cuore anche la pizza, cioè il fatto che un ristorante italiano, quindi in Italia, che comunque va anche, come dire, a presentare la propria cucina all'estero, come dire, porti anche la pizza. E sta imperversando, non so se a Barcellona lo sanno, so che quelli di Barcellona sono venuti in Italia per la pizza. Comunque si parla oggi di una pizza gourmet che molto probabilmente è arrivata, mi sembra di capire, io non lo sapevo, lo apprendo dai giornali, al Maso Frank, questo ristorante in zona La Vis, proprio della omonima cantina sociale, e quindi Carlo è il direttore appunto di questo albergo, e anche di altre appunto situazioni che ci sono, penso anche a un ristorante qui a Bolzano,
e che sembra abbia lanciato la pizza in un ristorante stellato, la stella Michelin. Ecco, lei cosa ne pensa? Allora, io penso bisogna sempre tenere un po' gli occhi aperti, anche noi facciamo la pizza. Mi ricordo un evento che abbiamo avuto l'estate scorso dove, ecco, questo era un evento del vino, la wine party che avevamo qui all'Hotel Laurin, e il nostro chef di cucina Manuel Astuto ha proposto la pizza fatta al momento. Lui si è portato dietro il suo privato forno a legna per le pizze e hanno preparato per circa 500 persone al momento delle piccole pizze. Anche lì ovviamente di ogni piatto si può fare un piatto di qualità, come anche la semplice pasta con il ragù bolognese con un certo numero di ore di cottura. Anche qui si può fare un bel lavoro e farlo al momento, la gente sicuramente è sempre contenta perché è un piatto che conoscono, se è fatto al momento e giusto può essere assolutamente gourmet. Ecco qua, anche Lauren in questa occasione è all'altezza, come vedete, ha superato la mia prova personale, perché insomma la cucina italiana è chiaramente quella che comprende anche la pizza, quindi quando si va all'estero in un buonissimo ristorante, magari anche stellato e pluristellato, come non so, da Bombana ad Hong Kong e a 3 stelle Michelin, molto probabilmente lì si può apprezzare appunto questo nostro piatto che però, devo dire, i cuochi così creativi evitano. In realtà vedo che qualcosa si sta muovendo e il fatto che sia stato inserito appunto lì in provincia di Trento non è detto che poi anche qui, dire, un po' alla volta, anche perché oggi si parla che in provincia di Trento ci sono più pizzerie gourmet. Effettivamente la guida del Gambero Rosso segnala molti locali nella parte trentina piuttosto che l'Alto Adige, guardando questa guida. Poi naturalmente avranno constatato questo, ma immagino che ci si possa adeguare tranquillamente e superare anche il Trentino, come già succede per la ristorazione. Grazie a tutti. Fra pochissimo, dopo il notiziario delle ore 7, già replicato alle 8, i miei colleghi in redazione passeranno quindi questa ultima replica in attesa dell'aggiornamento delle ore 10. Intanto io sistemo i giornali, come succede ogni lunedì, ma oggi è giovedì, ma in realtà dopo una giornata festiva, quindi avremo le notizie del giorno dopo. Grazie. Bene, è stato un piacere, grazie, buongiorno. Fermiamo.